Abbiamo realizzato dei dispositivi elastici, io come sono solito dire flessibili, con impiego di personale di rinforzo e con misure che sono state ispirate dal buonsenso, e il buonsenso ha vinto. Alla fine il divieto del maxischermo comunale in Prato della Valle è stata la soluzione vincente. Ne sono convinte le autorità cittadine all'indomani della vittoria azzurra agli europei. Gli schermi, 7 in tutto, quelli organizzati nei parchi dai privati, hanno permesso di diluire le migliaia di tifosi in più punti, evitando un unico pericoloso assembramento in piazza. Nessuna denuncia, nessuna segnalazione di vandalismi, viabilità che, caroselli a parte, ha retto bene senza molti intoppi la grande festa tricolore che si è svolta in città fino a tarda notte. Unico momento di tensione, una lite accesa tra due ultras, un padovano e un napoletano che erano in piazza dei Signori. Il diverbio acceso è stato subito stroncato dall'intervento dei poliziotti impegnati nei controlli voluti dalla prefettura e dalla questura. Ci sono stati vari festeggiamenti nelle diverse piazze, però devo dire che hanno rispettato le nostre indicazioni.